Nonostante le rimostranze del presidente dell'Assemblea regionale Gaetano Galvagno contro le assenze in aula dei deputati, soprattutto del centrodestra, l'ultima seduta a Sala d'Ercole è stata aggiornata dopo le elezioni amministrative, perché è quasi vuota. Il presidente dell'Ars, rammaricato, così si è rivolto ai pochi presenti. Considerando che il 28 e 29 maggio abbiamo le elezioni amministrative e che il 30 e 31 l'Assemblea avrà l'onore di ospitare una riunione della Comunità Europea, vi dico che rinviamo la seduta d'Aula. Vi comunicheremo la data tramite PEC. Il numero di coloro che hanno risposto all'appello non è stato sufficiente a votare nessun provvedimento e così i deputati rientreranno tra gli scranni a giugno, tranne i deputati di Cateno De Luca, ovvero i gruppi Sud Chiama Nord e Sicilia Vera. Come conferma l'ex Iena Ismaele Lavardera, saremo assenti in aula, abbandonando la seduta almeno finché non sarà calendarizzato il disegno di legge che abolisce l'aumento Istat delle indennità per i deputati regionali. Tuttavia, secondo le intenzioni, i lavori dei deputati proseguiranno fino alla conclusione di luglio e forse della prima settimana di agosto, come annunciato dallo stesso Galvagno. Nel frattempo, il presidente della regione, Renato Schifani, i capogruppo della maggioranza e i presidenti delle commissioni hanno tracciato un programma sui provvedimenti da sottoporre all'esame di Sala d'Ercole e approvare tra giugno e settembre. Si tratta nel breve periodo dei debiti fuori bilancio, l'istituzione dello psicologo di base, la riorganizzazione del settore estrattivo delle cave, le riforme dei consorzi di bonifica, dei beni culturali, della polizia municipale e in particolare il disegno di legge sul ripristino delle province, che è un provvedimento di bandiera per Schifani e per la coalizione di centrodestra, per il quale però sarà necessario un approfondimento preliminare per il riparto delle competenze degli enti intermedi tra comuni e regione.